Per poter parlare di come io sono arrivata a questo punto, io sono sempre stata attratta da quelli che sono i diritti umani, forse i diritti umani negati, da quando ho 14-15 anni. E quello che è successo semplicemente è che il mio lavoro si è trasformato dal denunciare i fatti che succedevano in territorio italiano ad un'altra fase che era quella dell'arrivo dei migranti che continuavano il loro viaggio verso il nord Europa, richiedenti asilo siriani, palestinesi ed eritrei. Quando questo è successo mi sono ritrovata delle persone dentro la stazione di Catania che continuavano il viaggio verso il nord Europa. Conoscendoli mi sono resa conto che avevano grossi problemi a contattare la Guardia Costiera. Loro si sono resi conto che io parlavo quasi tutti i dialetti di tutti i paesi arabi e parlavo benissimo l'italiano. Hanno ben pensato di prendere il mio numero di telefono e metterlo su tutte le pagine Facebook, nei social media e diciamo che come la primavera araba è stata vissuta forse su Facebook, anche i soccorsi in mare vanno su Facebook. E un giorno mi sono ritrovata con una chiamata dal mare, con delle persone che mi dicevano siamo in balia delle onde. Qui quello che ho fatto è quello che poteva fare qualsiasi cittadino, cioè se una persona sta male chiama il 118, se una persona è in mare ed è in pericolo di vita chiama il 1530, cioè la Guardia Costiera. Questa notte non ho dormito mezz'ora prima di arrivare a questo evento. Ci sono stati degli SOS, delle persone che chiamavano durante la notte, erano in balia delle onde, c'era un'imbarcazione con a bordo 650 persone, non sapevano neanche dare le coordinate. Quindi continuavo a spiegar loro come prendere le coordinate, ma lo stato di panico era talmente grande che è diventato molto difficile prendere queste coordinate. Dopo circa 3 ore e mezzo siamo riusciti ad avere qualche informazione dalle chiamate che facevano. Quello che posso dire è che non è più un'emergenza. Non è un'emergenza, è qualcosa che succede tutti i giorni e chiamare l'emergenza è come cercare di nascondere il sole con un dito. Io oramai la vivo da anni e le chiamate arrivano sempre durante la notte o nelle prime ore del mattino. Queste persone affondano tutti i giorni. Proprio prima di venire qui a Cagliari ci sono stati 2 naufragi e uno di questi naufragi, di uno di questi mi è arrivato un video proprio dalla Libia, da una persona che mi ha mandato questo video dicendomi queste persone sono affondate, e questo ragazzo che non si è identificato e non si è autofilmato denunciava l'operato dei trafficanti di merce umana dicendo ecco questa barca aveva a bordo 200 persone e quello che vedete davanti a voi sono 9 persone e queste 9 persone erano ancora in balia delle onde e uno dopo uno cadevano in acqua. Purtroppo l'Europa è diventata una sorta di continente impermeabile per vie legali, perché nella maggior parte dei casi i rifugiati prima di salire su questi gommoni cercano in qualche modo di contattare le ambasciate, di venire in modo legale in Europa. L'Europa è diventata permeabile solo attraverso le mafie organizzate che trafficano esseri umani. Quello che io sogno è un corridoio umanitario molto grande di milioni e milioni di persone, non di 100-200 persone. L'Europa ha mezzo miliardo di popolazione mondiale, 28 paesi, non è possibile che 28 paesi non riescano ad aprire un corridoio umanitario neanche per 4 milioni di rifugiati e ci sono molti paesi poveri o in via di sviluppo che accolgono molti più rifugiati, anche solamente un paese potrebbe ospitare 2-3 milioni, mentre l'Europa ha paura di piccoli numeri, veramente di piccoli numeri. Abbiamo qui Daniele Biella che ci racconterà la sua esperienza. Allora, io come giornalista mi occupo di immigrazioni ormai da più di un decennio, in particolare per la testata Vita, che è una testata sociale a livello nazionale. A fianco a questo impegno appunto diretto nel mondo del giornalismo, da circa 1 anno e mezzo, 2, grazie anche al libro che ho scritto a 4 mani con Nawal Soufi, ho l'occasione di andare in vari contesti in Italia, dalle scuole ai centri cittadini, a fare degli incontri proprio su queste tematiche. E devo dire che è un momento importante per fare questo tipo di incontri, perché se da una parte molte persone sono al corrente di quello che succede sia
delle persone che arrivano da fuori, dall'Europa per vari motivi, comunque tutti legati a emergenze personali o a conflitti, dall'altra parte, e anche sull'accoglienza in Italia si sa come funziona. In realtà poi se scavi è difficile capire effettivamente le dinamiche, i problemi, a volte dei luoghi comuni diventano delle certezze, quindi si creano veramente delle situazioni sociali difficili da gestire. Allora andare con vari contesti a raccontare semplicemente con più chiarezza possibile come funziona il meccanismo, come le situazioni quali sono, permette poi alle persone di farsi un'idea basandosi su dati concreti e da lì poi ragionare, perché davvero oggi è un tema quello legato, non so, all'accoglienza, comunque all'arrivo delle persone straniere in Italia, chiamiamo così, o in Europa, un tema che ci deve coinvolgere un po' tutti, no? Perché alla fine aiutare queste persone significa comunque aiutare anche noi, nel senso che non è uno star bene, è uno star bene collettivo, no? Se riusciamo a far star bene queste persone, stiamo bene anche noi. Certo. Dalla tua esperienza, qual era il lato positivo? Il lato positivo è proprio, come si può dire, vedere che c'è un riscontro, nel senso le persone quando vengono attivate su questi temi reagiscono bene. La sfida è proprio arrivare ad attivare persone che magari, lo dico come giornalista, hanno solo il tempo di guardare la televisione e a volte la televisione non riesce a far passare bene quello che accade riferito a tutte queste situazioni. Invece l'ingaggio, il contatto, ma anche la conoscenza diretta delle persone che poi arrivano, quindi degli accolti, è un qualcosa che davvero ti dà un senso poi a tutto quello che stai facendo, che cerchi di fare proprio per questa coesione sociale su un argomento così delicato dove ci sono delle vite in gioco, no? Al di là del fatto che poi purtroppo succede quello che succede nel Mediterraneo, però poi comunque qua si tratta di vivere bene assieme. E devo dire un altro lato molto positivo che ho scoperto sempre in questi ultimi 2 anni è quanta gente si mette in gioco tanto, nel senso che avendo a che fare spesso con persone che si recano sulle coste della Grecia o in altri contesti alle frontiere europee in cui ci sono problemi, c'è una carica positiva di persone che per 5-10 giorni, un mese decidono di andare là dove serve l'aiuto, farlo in modo incondizionato, e questa è una potenza forte, che è un po' una risposta purtroppo all'immobilità dell'Unione Europea, anzi nella difficoltà di prendere decisioni comuni, e quindi tutto quello che vediamo che in realtà nessun passo avanti in termini di accoglienza ai rifugiati, diciamo. La ragione per cui non possono tornare, di certo vogliono tornare i migranti nelle loro case, nei loro paesi, è l'impossibilità di avere una vita decente, una vita normale, a partire dalla sicurezza, dalla sicurezza dei corpi. Ci sono dei contesti di violenza, di disordine sociale, di anomia, i servizi, quello che solitamente uno Stato offre non esiste, di conseguenza il primo elemento è la sicurezza, che manca. Questo sicuramente poi determina un compromesso che queste persone fanno, tanto che molte rimangono nonostante tutto fra le macerie e fra i bombardamenti, perché c'è una tensione fra questo pericolo, a volte viene superato dal desiderio di casa, dalla volontà di rimanere in ciò che è conosciuto, fra i luoghi e le persone, i piccoli sistemi, quello che avanza dei sistemi di esistenza che esistevano, che facevano parte del loro tempo, della loro vita, fino a quando insomma il caos non è esploso. Quindi cosa devo rispondere a chi sostiene che queste persone sciamino in maniera così voluttuosa quasi verso le nostre terre? È una cosa che si sente dire molto spesso, che è diventato purtroppo un cliché che andrebbe aperto, indagato, raccontato a dovere, è la pura necessità di preservare il poco che rimane. Potremmo partire anche da come molte regioni del globo vedono l'Europa e l'Occidente in genere.
prima ancora di una catastrofe. La fascinazione è poderosa perché soprattutto da quando immagini, storie circolano più liberamente in quello che una volta si chiamava il terzo mondo, è evidente che l'Occidente presenta delle condizioni sociali, economiche, di vita che sono in netto contrasto con i luoghi, con le immagini che loro percepiscono e vivono tutti i giorni, e quindi c'è una tensione verso questi luoghi che sicuramente innesca una domanda. Ecco, quella domanda molte volte rimane sopita perché la casa è casa. Nel momento in cui quindi c'è che molte volte noi sentiamo anche i gruppi che si ribellano, questa retorica violenta, basti pensare allo Stato islamico e a tutta la narrativa che prolifera, insomma, come raccontano l'Occidente, che sentimenti hanno. Ecco, queste sono ovviamente posizioni e visioni esasperate di odio nei confronti dell'Occidente. Dell'Occidente ricco, opulento, chiuso in se stesso, colonialista, imperialista. Nelle persone nei migranti, ovviamente c'è una domanda che è in bilico riguardo l'Occidente. Quando si può trasformare in odio, l'abbiamo visto, si può trasformare in una domanda politica che rimane negli stati dittatoriali solitamente costretta o anonima o muta. Come ci vedono nel momento in cui invece l'Occidente e l'Europa diventano soltanto un porto di salvezza, è chiaro che si domandano perché quella stessa regione privilegiata della terra, che è stata partecipe, ha causato molti dei problemi che hanno causato diaspore, distruzione, morte, si chiedono perché non esista. È una domanda gigantesca che non trova grande risposta, perché perché mai c'è un'opposizione, un rifiuto delle nostre storie? Perché non si conoscono le nostre storie? La storia dei popoli, le storie individuali che molto spesso sono totalmente inoffensive, sono prive di tutti quegli attributi che noi di solito gli conferiamo, cioè vengono qua per chissà cosa, per rubare, per occupare spazi che non sono loro. In realtà diventa, come ho già detto prima, soltanto una necessità. Davanti alla disperazione, che molte volte si trasforma in abitudine, la capacità dell'Europa, che è evidente. Basti pensare, a me viene in mente il Libano, che con 4 milioni e mezzo di persone ospita oltre 1 milione e mezzo di migranti. Un paese che è sull'orlo, costantemente sull'orlo del caos politico. Ecco, probabilmente si chiedono perché invece una regione che ospita 350 milioni di persone, che ha un welfare potente, che ha una storia statuale solida, non riesce ad ospitare o a fare qualcosa di più. Qualcosa viene fatto naturalmente. È una domanda che però poi nei giorni dei profughi, nella quotidianità dei profughi, scivola fino a sparire, fino a diventare una passiva accettazione della nostra indifferenza. La metodologia che usiamo all'archivio Memorie Migranti consiste nella partecipazione diretta dei protagonisti della migrazione. Al centro della metodologia sta la partecipazione condivisa. Il metodo in particolare sta nel condividere, mettersi allo stesso livello di tutte le persone, allo stesso livello, e condividere le esperienze e i pensieri. Un metodo in particolare che usiamo è quello dei cerchi narrativi. Consiste nel scambiarsi pensieri, idee, racconti l'uno con l'altro, in modo da potersi immedesimare
nell'altra persona. Questa è la parte più importante che sta nel metodo che usiamo nell'archivio Memorie Migranti. È importante raccogliere queste le testimonianze dei migranti perché sono testimonianze di persone che si muovono, che passano attraverso territori, attraverso incontri con altre persone, però sono storie importanti da raccogliere, perché se non si raccolgono al momento è probabile che queste persone, che queste storie soprattutto, si perdano. Perciò è importante, perché poi raccontano la nostra epoca.